Di nuovo in diretta, nuovo link, nuova partita, la terza di questa mattina al Palazzetto dello Sport di Capoterra. Buongiorno da Luigi Falco a chi si è appena collegato. La sfida tra gli H81 Vicenza e Romane Sares Roma Rugby. In giallo i romani, in rosso invece i vicentini che stanno per affrontarsi. E allora velocemente andiamo anche a conoscere i protagonisti della partita. Romane Sares e Roma Rugby con Oleksandr Morzuk, Gianluca Rulli, Stefano Rossi, Marco Convito, Stefano Azaro, Renato Gigli e Fabiano Stefano Lì a disposizione tutti loro dell'allenatore Marco Convito per l'H81 Vicenza. Invece a disposizione dell'allenatore Carlo Cenanto ci sono Lucio Vicentini, Emanuele Cibi, Daniele Renzo, Angelo Fontana, Marco Andrea Stecanella, Nicola Giuliolo, Alberto Segato e Marco Ferro. Mentre è già anche arrivata la prima meta della partita. Meta siglata da Romane Sares. Mentre Vicenza, l'H81 rispondono subito con Renzo. Nuovo vantaggio a Romanes. Riprende ora il gioco, fuga veloce il tentativo almeno con Stecanella, fermato la carica il coach Marco Convito e i suoi giocatori, anche ieri molto carico contro Padova anche quando il distacco era ampio. Azaro. Movimenti, si creano i blocchi, ora può riprendere il gioco Stecanella, la tiene, obbligato a girarsi, trova un aiuto in Daniele Renzo, poi chiude benissimo questo 1-2 ed è Stecanella a rimettere il punteggio in pari, 2-2, 2 mete per parte. Nuovo vantaggio a Romanes con il numero 13 che però non è segnato nella nostra lista. Potrebbe essere Gianluca Rulli. Intanto per il 3-3 Stecanella
Palla in avanti da parte di Convito. Con una battuta dal basso quasi pallavolistica, ma che si utilizza, chiaramente è più difficile. Dicevo, è più difficile riuscire a dare forza al lancio semplicemente con la gittata del proprio braccio. Tanto chiamato il time out da Romanes. Allora io provo anche a approfittare un po' per cercare le informazioni e recuperare squadre che si preparano ad andare avanti. Numero 13 che è Oleksandr Morzuk, era segnato con lo 0 nella distinta, adesso abbiamo così recuperato. Tra l'altro lui già protagonista di questa partita nel suo inizio. Proprio Morzuk va a sfondare poi per ricevere, ma non è buono. Si resta 4-3, 5 minuti e 33 ancora del primo tempo. H81 che può provare invece ad allungarsi ed allungare il distacco, per ora solo punto. Allora va per la meta Daniele Renzo, fermato, deve sterzare, cerca compagno vicino, poi vuole fare tutto da solo e ci può riuscire. Arriva la chiusura, anzi no, ci ha provato Morzuk e invece Renzo va dritto a meta per il 5-3. Non trovato Fontana, scusate, volevo dire Convito, poi Renzo va ancora a meta. La palla lunga per Convito che aggancia e fa meta. 6-4. Promette bene questo inizio di partita. L'augurio è quello di vivere un match aperto fino all'ultimo secondo, fino all'ultima azione. Tutto facile invece per Fontana. Prova a creare un primo distacco importante la squadra di Carlo Ceranto.
Cambio di possesso. Troppo lento Azzaro, il capitano dei Romanes, per rimettere in gioco il pallone. Steccanella. Steccanella prova ad andare da solo, poi si libera Renzo, sono in due su di lui, difficile trovare spazio. Steccanella alla fine trova la meta, c'è la protesta di Marco Convito. Che diceva che uno tra Renzo e Steccanella avessero passato troppi secondi dentro l'area rettangolare a ridosso della linea di meta. 8-4 intanto il punteggio. Tutto facile per Renzo, allunga ancora e forse quell'attesa di una sfida più aperta si sta già infrangendo rispetto alle prime battute della partita, che però è ancora lunghissima. E allora Morzu velocissimo fino in fondo, aggira Steccanella e risveglia i suoi. 9-5. Riprende adesso il gioco. Alberto Segato. Tutto facile poi per Renzo. Chiamato il time out da Romanes. Può riprendere il gioco, si riparte dal 10-5 che sta vedendo avanti Vicenza su Romanes. Romanes che ha messo dentro Renato Gigli, numero 10. Gigli che si posiziona in linea mentre prova ad arrivare
come può Azzaro a metterla per Convito, la chiusura invece da parte di Vicenza. Palla lunga per Renzo, tutto facile per lui, allunga ancora Vicenza. Gigli, prima azione personale, va via, di forza, ha preso il posto di Morzuk, entrambi hanno il massimo punteggio nella classificazione, Gigli un 4 proprio come Morzuk, poi la meta è stata di Convito, invece 1,5, ricordo delle classificazioni, anzi no, non è stata data alla fine la meta. Si rimane dunque 11-5 con Vicenza che attacca, con Segato che perde palla. Nuova possibilità in avanti per Romanes, non riesce, Convito nell'aggancio, ci riesce invece seguendo la palla Steccanella che la porta fino alla meta, supera bene Gigli, a quel punto va indisturbato. 12-5 a 1 minuto e 38 secondi dalla fine del primo tempo. Problemi alla carrozzina, Segato nella cintura che lega gambe e piedi, se ho visto bene. Veramente il coach Carlo Ceranto stavolta no, neanche stavolta riesce a agganciare Convito, torna Steccanella che poi ne ha due addosso e va con un bel lancio lungo preciso per Renzo che è tutto solo, Renzo non perdona. (13-5), 1 minuto e 13 secondi alla fine del primo tempo, con chiusura immediata di Steccanella. Riprenderà il gioco Gigli, si stacca da Steccanella, disturbato poi da Azzaro, velocissimo Gigli, accelerato nel momento giusto per il 13-6. Stavolta con più calma Steccanella, per quello che invece forse dovrebbe essere ora il 13-6, con una volta piccola incertezza tra tabellone, forse l'ultima meta anche in questo caso non convalidata, anzi viene ancora più cambiato il punteggio, addirittura 15-6 viene dato nel tabellone, non chiarissima quest'ultima situazione, su un punto il dubbio ce l'avevo io stesso, addirittura essere a 15 adesso, no, secondo me il punteggio è 14-6, noi
diciamo che per mancanza di comunicazione diretta come al tavolo, dove ci sono ragazzi delle scuole comunque a dare una mano, noi ci affidiamo a quello che dicono loro, quindi 15-6. Poi nel caso di una modifica seguiremo anche noi mentre seguiamo insieme gli ultimi 18 secondi del primo tempo. 4 invece dell'azione per Romanes, che proprio all'ultimo non riesce, si era ben posizionato a Zaro, nulla da fare, e adesso Vicenza ha 11 secondi e un decimo, per essere precisissimi, per trovare un'altra meta prima di chiudere il primo tempo. Renzo, tempo è nullo, va al massimo della sua velocità Renzo, per pochissimo non riesce. Termina il primo tempo, 15-6 il punteggio, qualche dubbio c'è, però noi ci affidiamo chiaramente a quello che dice il tavolo, e allora a tra poco con il secondo tempo. Ci siamo in diretta per il secondo tempo, che già parte subito con il tentativo di corsa da parte di Marco Ferro, che gioca per Stecanella. Neanche il tempo di parlare, che già bella azione in avanti, chiusa tra l'altro molto bene da Morzuk, che ha ritrovato posto al posto di Gigli dopo un primo tempo dominato però da Vicenza. H81 Vicenza avanti, infatti 15-6, non è stato cambiato il punteggio. Per chi ci ha seguito all'inizio avevo detto che aver aggiornato nel caso, ma siamo 15-6, tutto confermato. Un bel più 9 di Vicenza, che per ora sarà più 8 grazie a questa buona azione personale da parte di Oleksandr Morzuk, Sasha come anche viene chiamato quantomeno dai suoi compagni, dal suo coach Marco Convito. 15-7 il punteggio, palla a Vicenza,
Steccanella, anche stavolta non valido. Non d'accordissimo Steccanella, ma possesso giallo-nero. Romanes che possono provare a accorciare ancora. Morzuk sguscia via, poi scappa, imprendibile a campo aperto, va dritto a fare meta. 15-8. Emanuele Cibin per riprendere il gioco di Vicenza, però c'è un problema alla carrozzina, credo che abbia chiesto proprio il cambio. Problema al nastro che blocca i guanti. Guanti tra l'altro che hanno una pattina di colla sopra per dare più aderenza e aiutare a controllare il pallone e non farlo scivolare via. Però non ci sarà cambio, mi sembra proprio che si riprenderà così. Fontana continua, il dubbio di una richiesta di cambio col gesto delle braccia molto simile, identico a quello che però solitamente si fa con le dita quando si chiede il cambio, e quindi lui continua. Steccanella invece prova a involarsi, lo blocca per il momento Morzuk, ma resta dietro. Allora ancora vantaggio Steccanella, poi aiutato da Ferro. Stavolta è meta, sì, è 16-8, mentre 6 minuti e 38 secondi ancora da giocare nel secondo tempo. Si riprende il gioco. Molto frammentato il gioco in questa fase, sicuramente molto di più rispetto al primo tempo. Azaro all'ultimo fermato, morbido per Morzuk che non riesce però a tenerla tra le mani. Chiamato il time out da Marco Convito.
Gioco pronto a riprendere. Con la palla lunga in due di Romanes, non riescono a trattenerla. Qua si sono scontrati a vicenda, disturbandosi. A quel punto tutto facile per Stecanella. 17-8. Gigli che è rientrato al posto di Morzuk. Si alternano i due col punteggio maggiore nella classifica. 4 punti, ricordiamo un massimo di 8 punti dentro il campo per squadra, a meno della presenza di una donna che solleva quel punteggio. Stecanella, sempre un riferimento avanzato. Poi si muove via in mezzo a tre, poteva anche andare da solo, sceglie di giocare per Marco Ferro. Non è comunque una cattiva idea, anzi, per la certezza di arrivare a meta. 18-9. H81 che sta vivendo una grandissima stagione davanti a tutti in classifica, in quella che per la vittoria del campionato era una lotta a 2 con Padova. Le due squadre tra l'altro che forniscono maggiori giocatori alla nazionale. Azzaro non trova lo spazio, allora il solito lancio in avanti per Stecanella. Gigli fa quel che può ma non può raggiungerlo. Ancora meta. 19-9 e più 10 dell'H81 Vicenza. Gigli sceglie di provare ad andare da solo, deve sterzare. Ancora ragiona, lo aiuta, convinto a creare uno spazio a tutto il tempo. Romanes, 20 secondi. Blocco in un 2 contro 2. Poi la palla rimessa comunque in avanti. Ha trovato il solito Stecanella, che aggancia sempre, poi si invola sempre verso la meta. Questa volta ha avuto di nuovo vicino Ferro, ma era assolutamente nelle condizioni di andare da solo. 29. Romanes che non riesce ad infilare nello stesso modo gli avversari. Ci prova con Giglio, però obbligato poi a fermarsi, ma questa volta trovando ben posizionato con Vito, lasciato solo. 20-10. 3 minuti 31 secondi ancora di secondo tempo.
cambi, ripristinato il quartetto titolare della Romanes Sares. Fuori Lio e Gigli, dentro di nuovo Rossi e Morzuk. Asaro, fermato da Ferro sul più bello, il pallone esce. Finisce il tempo dell'azione dei Romanes. Possesso che passa a Vicenza. E Vicenza che prova a sfruttarlo subito, andando dritto dritto verso la meta del 21-10. Più 11, situazione complicatissima per i Romanes. Cibi mette in movimento Ferro. Cibi va anche a disturbare Morzuk. Torna indietro Stecanella e poi traccia bene per Ferro. I due si trovano molto bene. Sono loro in questo momento che stanno facendo la manovra offensiva, loro la guidano, loro la portano a meta. 22-10, 1 minuto e 52 secondi alla fine della prima metà di partita. Asaro. Asaro in mezzo per Morzuk. Buona la meta di Sasha Morzuk. Ferro dice Stecanella di scappare via, non ha bisogno di tutto vicino, lo vuole pronto per andare a meta. Asaro prova a limitarlo, ci riesce solo per un momento, poi nessuno più ad arginare Ferro, che allora può andare da solo, dritto dritto, ancora una volta a meta. Morzuk.
prova a emulare l'azione di Ferro, però è più difficile perché Vicenza è già piazzata bassa. Asaro, Morzuk, penna con la carrozzina nel contrasto a 2, poi però non è riuscito Asaro a trovare Marco Convito. Ancora una volta Ferro invece fino in fondo per il 24-11. Finisce il secondo tempo, 24-11, scappa via Vicenza, Romanes dentro la parità per l'impegno, ha bisogno di qualcosa di più però per accorciare le distanze. A tra poco. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park per un mondo in equilibrio, un mondo più equity.
Manca pochissimo all'inizio del terzo tempo della sfida tra H81 Vicenza e Romane Sales e Roma Rugby. Punteggio fino a qui di 24-11. Squadre già pronte a riprendere. Non vedo posizionati invece gli arbitri. Forse una piccola complicazione prima dell'inizio della seconda metà di questa sfida, che era cominciata con una metà a tempo combattutissima. Poi invece Vicenza allungata, scappata via. E allora movimento in campo, qualcuno si muove, qualcuno parla, si spiega, ragiona forse anche sulle tattiche da utilizzare. Romanes che deve provare quantomeno a tenerla viva la partita e poi dare tutto nel finale. Vicenza che ha l'obiettivo opposto, ovvero allungare più che può, chiudere il prima possibile, poi godersi il finale dell'esperienza in terra sarda. Adesso sì che riparte il gioco, il terzo tempo. Subito con l'occasione facile facile per la prima meta del terzo tempo e della Romanes e di Convito. 24-12. Renzo, la risposta immediata dei vicentini con il numero 6, lotta con Morzuk, bel duello questo, Renzo va via con una bella giocata. (25-12). Azaro può scappare, ha spazio, possibile 2 contro 1, esce allora Vicentini a chiudere, la palla arriva facile facile per Convito, ancora lui per i Romanes. 25-13 e ancora non è passato neanche un minuto effettivo, già 3 mete, un buon inizio di terzo tempo per una partita che per il distacco rischia quasi di spegnersi, e invece si gioca in campo e come con Renzo che allora vuole rispondere immediatamente a Convito. Vediamo se riesce a farlo, obbligato a girarsi. Si è rinnovato il duello con Morzuk, lo vince ancora Renzo. 2 mete per parte, sono 2 di Convito e 2 di Renzo in questa terza frazione. Morzuk scappa un blocco, poi adesso è lui a poter affrontare, però con palla in mano Renzo, che però è bravo anche ad arginare e alla fine ottiene quello che serviva, ovvero far passare 12 secondi e riacquisire il possesso. Alberto Segato è lui a rimettere in movimento il gioco. Renzo ancora passa senza problemi, poi implacabile Renzo, lui non fa passare il tempo, lui va dritto a meta ogni volta. 27-13. Convito ancora una volta, 3-3 in questo terzo tempo, 3 mete
di Convito, 3 di Renzo, colpo su colpo per il momento, i primi 2 minuti del terzo tempo. Nel totale però ben avanti Vicenza, 27-14. Renzo, contrastato da Morzuk, sempre loro due, uno contro l'altro. Palla stavolta per Lucio Vicentini. Si muove Renzo, gli dà uno spazio laterale, Vicentini se lo prende, non può puntare ad andare oltre linea di meta, poi stoppata di Morzuk che dà il massimo ma non può arrivare sul pallone. Non è meta. Palla che però c'erano andati quasi i giocatori di Ceranto, alla fine possesso Roma. Morzuk anche stavolta passano i 12 secondi e la palla non era ancora andata oltre la metà campo. Cambi intanto, di nuovo la mossa, sempre la stessa, sono quelle due. Fuori Morzuk e Rossi, dentro Gigli e Lioi. Vicentini, c'è Renzo dall'altra parte, Vicentini l'ha visto ma vuole andare lui da solo, ce la fa. Ancora una meta per la squadra veneta, 28-14. Passato troppo tempo, ancora possesso H81, 4 minuti e 46 alla fine del terzo tempo. Facile facile. Il capitano Nicola Giuriolo si iscrive all'albo dei marcatori. Uscito fuori Gigli e per questo il possesso alla squadra di Ceranto, che adesso vuole di nuovo affondare. Si gioca praticamente in una sola metà campo con la palla agganciata in tempo da Renzo.
Vicentini, ancora Romanes che non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Giuliolo, tutto facile. Altro punto, altra meta. Time out chiamato da Romanes. Per rimettere un po' di ordine, afflitti i gialloneri che sembrano averne poca energia adesso, soprattutto mentali. Pronti a riprendere il gioco. 3 minuti e 58 secondi, la metà del terzo tempo ancora da disputare. Poi 2 minuti di riposo, dopodiché gli ultimi 8 minuti di partita. Una partita che si è un po' spenta, con le ultime azioni sempre di stampo vicentino. Anche stavolta la pressione è alta e Romanes che conferma le sue difficoltà a uscire dalla propria metà campo. Stavolta riescono a uscire, palla buona per Convito, che si gira, disturbato da Vicentini. Tutta la Romanes all'attacco per trovare una meta, per dare morale. 6 secondi però, 5, 4, 3, 2, 1. E proprio alla fine Gigli aveva trovato la strada, non oltrepassa la linea in tempo. H81 in possesso dunque. Renzo, lungo, si è staccato bene Vicentini che aggancia, però è solo, non vuole andare da solo, vuole sfruttare i secondi. Tra l'altro arriva Renzo che è veloce e da solo Gigli ci prova a seguirlo, ma può fare solo quello. Gigli, già incassato, deve passarla velocemente, riesce a uscirne, rischiava di riconcedere il possesso agli avversari. Asaro, tanto cambio.
33-14, 2 minuti 10 secondi, palla lunga di Gigli che è servita però a poco. Serve intanto aiuto, ha bisogno Vicentini, se vedo bene. Ah no, per tutte e due. Sia per Azzaro che per Vicentini. Forse si erano incastrati i due. Risolto in un lampo il piccolo problema. Tutto invece fin troppo facile per Giuriolo, che si è involato molto velocemente verso la meta. Gigli. Vicentini. Passa come nulla nel traffico. Vicentini allunga ancora l'H81. Fermato invece Gigli in piena corsa per Passi. Cambia allora. Torna dentro Convito, fuori il capitano Azzaro. Torna dentro Gigli. Gioco che ora può riprendere Giuriolo. Renzo si fa sentire, non look, Giuriolo lo trova, poi palla perfetta, morbida, Vicentini ringrazia così. Una spintarella in avanti ed è ancora una volta a meta. La risposta intanto della Romanes. Lotta Convito, agganciato. Ancora Convito, ha bisogno di una mano in Gigli. Prova a farsi spazio laddove non ce n'è, è obbligato a giocare di squadra. Vuole fare lui, tornando indietro. All'indietro, all'indietro. Per trovare la meta, per trovare un sorriso per la squadra di Roma che da un po' non sorrideva. Terzo tempo veramente tanto sofferto da Gigli, da tutti i suoi compagni che riprendono a osservare la meta facile facile. Un'altra meta facile facile per Vicentini. 31 secondi, tempo di un'azione per Romanes che può gestire prima di prepararsi al quarto tempo. E invece il passaggio non va a buon fine. Non si sono capiti Gigli e Convito. 13 secondi. La tiene Giuriolo, 7 secondi. A questo punto può fare poco in avanti. Non c'è il tempo per arrivare a meta, neanche con questa bella palla per Vicentini, che stava andando incontro a un'altra meta facile facile. Il tempo gli ha detto di no. E allora, piccola pausa per noi, tra poco gli ultimi 8 minuti della partita.
leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Nell'ultimo tempo della partita tra H81 Vicenza e Romane Sares Roma Rugby, punteggio di 37-15 fino a qui. I vicentini che sembrano avere tutta l'intenzione di continuare ad affondare proprio come adesso, meta convalidata e subito una, quindi per la squadra di Carlo Ceranto 38-15 il punteggio ora. Veramente peccato, perché aveva cominciato alla riscossa, con mettere da una parte e dall'altra, poi allungato l'H81 e da lì la paretta ha perso tanto, ha perso chiaramente l'imprevedibilità dell'epilogo e anche un po' la convinzione della Romanes, che adesso si rituffa in avanti lanciando Morzuk alla fine a meta, servito benissimo da Convito. 39-16. Sono questi anche gli ultimi minuti della 2 giorni a Capoterra di rugby in carrozzina. Per la seconda volta il campionato nazionale di rugby in carrozzina è sbarcato in Sardegna. La prima era stata nell'ottobre del 2023, con quell'occasione a Cagliari, nella palestra del Cuscagli, la Saduchessa, però con soltanto 4 squadre. Quest'anno invece format cambiato, con tutte le squadre che si presentano in ogni tappa, 4 in totale, questa è la terza di 4. L'ultima sarà a maggio, proprio a Vicenza. Gioco ripreso con una palla inarrivabile per tutti. Ferro vuole fare tutto lui e ci riesce fino in fondo. Altra meta, 41-16. Sono 25 le punti di distacco. Anzi, sono 26 adesso per l'esattezza. Ancora una volta Ferro, dopo 2 scambi può andare da solo, alla fine no, viene bloccato, lui però fa una cosa molto intelligente, alza la testa, va verso Angelo Fontana. 43-16 e time out.
chissà, forse l'ultimo time out era 2 giorni. Io vi ricordo tutte le 6 partite sono state trasmesse live su Directa Sport, potrete sempre trovarle, bel modo anche per promuovere una disciplina che, ricordiamo, fa parte della FISPES, ovvero la Federazione Italiana degli Sport Paralimpici e Sperimentali. E vi ricordo anche di mettere un bel mi piace a tutte le dirette, almeno quelle che avete seguito. Iscrivetevi al nostro canale, aiutateci a crescere seguendoci anche su Facebook e Instagram. È un contributo rapidissimo il vostro, ma che per noi fa la differenza nel mondo e che ci aiuta a crescere giorno dopo giorno per proporvi produzioni sempre più di alto livello. Tanto che si gioca, vi ricordo anche di continuare a seguirci, perché nel pomeriggio fa avanti la domenica di Directa Sport, già a partire dalle 16, ma ci saranno le finali FIPAB territoriali, prosegue l'accordo con la FIPAB sia per le finali territoriali che per quelle regionali. Ci sarà la terza categoria con Montemuros che va a caccia della promozione in seconda, affronta in casa l'Anulese, poi i play-out per il girone E della Serie B, San Sebastiano Ussana contro il Club Sport Roma, per decidere una stagione intera. Poi c'è anche la B2 di volley con il derby sardo tra l'Alfieri e Cagliari e Garibaldi. Alfieri in piena lotta per accedere ai playoff, Garibaldi più staccata ma verso una salvezza tranquilla. Ancora intanto, ancora una meta da parte di Vicenza, ancora con Ferro. Azione d'attacco ancora per Vicenza. Cinque minuti 9 secondi da vivere ancora insieme. Ancora bisogna attendere per la ripresa del gioco. Anche stavolta è buona. C'è il check tra i due arbitri.
Oh no, forse sì invece alla fine, forse è convalidata. Sì, adesso sì convalidata, il dubbio è perché l'arbitro chiamava al rosso, c'è un po' di stanchezza anche per gli arbitri, anche loro 2 giorni comunque sempre presenti, era lì il dubbio del capire, alla fine invece tutto confermato. È arrivata invece un'altra meta di Romanes. (4:43 alla fine). Non un buon controllo di Giuriolo, che di più però non poteva allungare le braccia. Invece Ferro, guardate come scappa via Ferro, tutto solo fino alla fine. Morzuk ci prova almeno a mettere pressione, ma lì puoi mettere tutta la pressione che vuoi, era impossibile ormai fallire per Ferro. Tutto facile per Ferro, anche stavolta, sempre lì vicino Morzuk, che ora che non ha più Renzo da attaccare cerca Ferro. Ma una Romanes che ormai sì ci prova, ma si è praticamente arresa. Non rallenta invece l'H81. Tre secondi per provare a fare meta. Molto molto difficile. Azzaro fa passare il tempo. Sarà possesso H81. 3 minuti e mezzo ancora. Ferro, velocissimo Ferro. Eccolo Morzuk, eccolo il duello, ma lo vince Ferro. Cost to cost del numero 12 dell'H81 Vicenza per il 48-17. Credo che sia il passivo più largo delle 6 partite, se ricordo bene, che vi abbiamo raccontato tra ieri e oggi. Una piccola gioia per Morzuk che torna a fare meta. La protezione di Fontana, si guarda intorno a Giuriolo, non c'è nessuno vicino a lui. Comodo comodo il 49-18. Convito. Deve accelerare la Romanes perché il tempo sta passando, se la allunga per mantenere viva l'azione.
ma recuperato così la Cotantuno, il solito. Ferro non lo ferma più nessuno. Chiamato il time out, 50-18. Poi ci saranno 2 minuti e 16 secondi ancora da giocare. Con tanta calma anche l'arrivo alle 2 panchine. C'è chiaramente la stanchezza alla fine di questa sfida. Si spiegano invece arbitro e Ferro, non so su quale episodio. Tra l'altro H81 che non fa un time out, aspetta, qualcuno avrebbe bevuto un po' di acqua. Si prepara a difendere bassa la squadra di Ceranto. Si riparte con l'attacco dei Romanes. Convito, 25 secondi per portare la palla oltre la linea di meta. Buona per Asaro, scambia ancora con Convito, c'è un piccolo spazio, vediamo se lo prende. No. Possesso Vicenza. Un minuto e 49 secondi alla fine. Scorre il tempo, sono le ultime azioni della 2 giorni insieme. Ferro, quello che ha più energie di tutti, lui non si è mai fermato dall'inizio alla fine, non lo ferma nessuno neanche stavolta. (51-18), 85 secondi. Anticipato Convito, e chi? Anzi, da chi se non da Ferro, che poi scappa, e allora diciamolo, e chi se non Ferro ad andare a meta. Veramente implacabile. Forse anche la sua squadra ha un po' compreso il clima di questo finale, rallentando un po' la sua pressione. Ferro invece è infermabile. C'è stato un fischio che ha fermato il gioco, siamo a 60 secondi precisi ancora di partita. Tutta la tenacia di Ferro, ancora, anche sugli ultimi palloni, quando potrebbe anche andare bene e far finta di non poterci arrivare. Lui ci è arrivato, ha lanciato Giuriolo, arriva Fontana, l'altro instancabile Morzuk a provare a difendere il difendibile, ma in un 2 contro 1 è troppo difficile. E allora corre Convito a dare una mano, però forse fanno passare il tempo ormai. Fontana si stacca, lui può andare per la meta, anzi no, è una palla un po' lunga. Allora l'ultima azione, 18 secondi, vediamo se aspetta Morzuk. Non aspetta proprio un bel niente, va dritto a fare quella che dovrebbe essere, potrebbe essere con grande probabilità l'ultima meta della sua partita. Si riprende con 18 secondi da giocare.
17-9. L'ultima azione, se la gioca fino alla fine l'H81. Ferro ancora. Adesso anche lui rallenta, perché alla fine adesso non c'è più neanche il tempo per fare la meta. E allora guarda un tabellone, guarda che il tempo finisce, riconsegna il pallone perché è finita anche l'ultima partita qui al palazzetto dello Sport di Capoterra. Vicenza vince 52-18 su la Romane Sarez Rugby Roma. Si chiude così la 2 giorni della terza giornata del campionato di rugby in carrozzina 2025, l'ultima tappa a maggio. Le squadre adesso si saluteranno, adesso vi salutiamo anche noi, a voi che ci avete seguito in questi 2 giorni o a voi che magari siete collegati solo per questa ultima partita. Un ringraziamento chiaramente ad Alberto Tosini, ai suoi 2 giorni di immagini. Il mio invito ancora una volta a darci una mano, seguiteci su YouTube, aiutateci ad arrivare a 20.000 iscritti per fare uno step successivo e crescere sempre di più. Da Luigi Falco è tutto, da Capoterra è tutto, buona domenica.